Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Operazione antidroga della polizia a Messina, 14 le persone arrestate, la base operativa era nel rione Mangialupi, a Catania 8 arresti nell'operazione Capinera nel quartiere di Librino, smantellata una piazza dispaccio gestita da un uomo che era ai domiciliari. Avviata una raccolta firme per la liberazione di Gaetano Mirabella Costa, uno dei 2 italiani detenuti nel centro per migranti illegali in Florida, negli Stati Uniti. La preoccupazione a Fiumefreddo, il paese da cui è partito 10 anni fa. Estate caldissima, la Sicilia soffoca, oggi allerta arancione a Catania, Palermo e Messina, temperature in salita fino al picco di mercoledì. Goletta verde boccia in parte il mare di Sicilia, inquinato il 44% dei campioni analizzati. Ancora aggressione a Palermo, questa volta le vittime è una coppia di austriaci. Gli operatori turistici: cambiamo i percorsi e li proteggiamo con discrezione. La storia di Roberto, senza tetto giardiniere ben voluto dai residenti di Largo Podgora nel centro di Catania. Lui ricambia decidendo di curare il verde della piazzetta. Calcio, Serie C a Norcia, prosegue la preparazione del Catania. La dirigenza rossazzurra riflette sulle prossime mosse di mercato. Al Siracusa arriva il nuovo direttore sportivo, Antonello Laneri. Come abbiamo sentito dai titoli, c'è stata un'operazione antidroga della polizia a Messina, 14 le persone arrestate, la base operativa era nel rione Mangialupi. Francesco Triolo. Fin dalle prime ore dell'alba gli agenti della polizia sono impegnati a Messina nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Messina a carico di 14 persone. Si procede per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini condotte dalla sezione investigativa del Servizio Centrale Operativo di Messina e dalla squadra mobile hanno consentito di individuare e smantellare un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico e alla cessione di sostanze stupefacenti, con base operativa nel rione di Mangialupi, nella zona sud della città. E a Catania un'operazione Capinera si è svolta a Librino, nel quartiere di Librino. I carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio nella periferia sud della città. 8 arresti, altri 7 sono indagati. A capo dell'organizzazione c'era un uomo ristretto ai domiciliari, Tonino De Mana. Narcotraffico di cocaina e crack sberciato al dettaglio in importanti piazze di spaccio a Librino. La fiorente attività è stata bloccata dai carabinieri del Comando Provinciale di Catania, supportati dalla compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia e dai militari del Comando Provinciale di Reggio Calabria. Oltre 100 i militari impegnati ad eseguire ordinanze di custodie cautelari nei confronti di 8 soggetti accusati di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti e di associazione finalizzata al traffico di droga. L'operazione, denominata Capinera, condotta dal nucleo operativo della compagnia Carabinieri di Catania Fontanarossa dal febbraio al giugno 2024 attraverso attività di indagini di tipo tradizionale, ha consentito di ricostruire i canali di approvvigionamento e il modus operandi attraverso cui il gruppo criminale gestiva il traffico di droga nel quartiere di Librino. È emblematico il fatto che a capo dell'organizzazione criminale ci fosse un uomo ristretto ai domiciliari che aveva allestito la propria abitazione come un vero e proprio supermarket della droga. Clienti che ricevevano cocaina e crack direttamente dai balconi, come dimostrato dalle immagini delle telecamere piazzate dagli investigatori. Oltre agli 8 arrestati nell'inchiesta figurano altri 7 indagati, la cui posizione è ora al vaglio della magistratura. A Fiumefreddo cresce la mobilitazione per Gaetano Mirabella Costa, 45 anni, detenuto in un centro per migranti in Florida, negli Stati Uniti. Amici e familiari denunciano un errore giudiziario e condizioni disumane. Avviata una petizione per la scarcerazione. Eva Spampinato. Una raccolta firme per scarcerare Gaetano Mirabella Costa dal centro per migranti di Alligator Alcatraz in Florida, Stati Uniti d'America, dove è finito da una decina di giorni. Siciliano, 45 anni, originario di Fiumefreddo di Sicilia, è uno dei 2 detenuti italiani finiti in questo centro circondato da paludi infestate di alligatori.
A Fiumefreddo il suo nome è al centro di tanta preoccupazione. Dispiace, auguriamo che le istituzioni facciano qualcosa per poterlo almeno rientrare. Trasferitosi in America 10 anni fa, la sua ormai ex moglie lo ha denunciato per violenze. La polizia lo ha trovato con 2 spinelli. Dopo 6 mesi di carcere è stato trasferito in questo centro per migranti irregolari. Ma lui, dice l'amico Cosmo Carrasco, che ha lanciato la raccolta firme e fondi su Change.org, aveva il passaporto in rinnovo e una residenza stabile. È stato aggredito e non ha aggredito e il suo arresto è frutto di un errore giudiziario. In paese gli amici sostengono la stessa cosa. Io sono stato professore di Gaetano, ho un bellissimo ricordo di Gaetano, un ragazzo in gamba, veramente in gamba. Non è un clandestino, non è uno spacciatore né un delinquente, è una persona per bene finita in una situazione ingiusta, scrive ancora Carrasco. Forse gli americani ci vanno pesante con queste cose. La madre Rosanna riferisce che l'hanno portato in catene mani e piedi, mentre lo stesso Gaetano, in un drammatico appello al TG2, racconta: siamo in gabbia come dei polli, 30 detenuti in una cella, bagni senza privacy, nessun contatto con un avvocato o un giudice. Il suo avvocato ha denunciato gravi violazioni dei diritti umani, la Farnesina segue il caso insieme a quello di un altro italo-argentino, ma il tempo stringe. Mi sa racogli presto. E cambiamo argomento. La Sicilia nella morsa del caldo, allerta arancione a Catania, Palermo e Messina, il picco del caldo fino a venerdì, poi temperature in calo, ma a soffrire di più sono le persone fragili, gli anziani, i bambini. Ci racconta tutto Francesco Triolo. La fiammata africana ha raggiunto la Sicilia, ma il vero picco è previsto nelle prossime ore, soprattutto sul versante orientale dell'isola, con un'allerta rossa per il rischio incendi nelle province di Catania, Caltanissetta, Enne e Messina. Per il calore invece Palermo è stata la provincia più calda, con punte di oltre 40 gradi a metà giornata. Catena Nuova, Ramacca, Paternò, che è quella un po' meno esposta dalla brezza che entra dal Golfo di Catania, sulle aree più interne del Siracusano e sull'Ennese il termometro potrebbe anche raggiungere valori vicini alla soglia dei 46 gradi. Alta l'attenzione delle amministrazioni comunali, in diversi comuni è stato attivato il COC, mentre i volontari della Croce Rossa hanno predisposto dei presidi nelle piazze per offrire supporto alla popolazione. Fondamentale in questi giorni, secondo l'ASP, seguire alcune semplici regole rivolte soprattutto a bambini, anziani e persone fragili. Le persone cosiddette fragili rimangono il più possibile a casa, con l'aria condizionata o qualora non ci fosse ventilazione con ventilatori, tenendo l'abbigliamento molto leggero e anche la dieta alimentare importante. Ma si preannuncia un'Italia divisa in due in questa settimana, con violenti temporali al nord e caldo intenso al sud. In Sicilia centro-orientale le colonnine di mercurio saliranno ben oltre i 43-45 gradi. Catania sarà la città più calda, con l'allerta arancione già segnalata dalla Protezione Civile. La situazione cambierà a partire da mercoledì 23 luglio, quando un nuovo fronte si avvicinerà all'Italia partendo dal nord per poi estendersi progressivamente al centro-sud entro venerdì sera, allontanando così il caldo intenso. E a causa del caldo record, stop alla circolazione delle carrozze trainate da cavalli per oggi e per domani a Palermo. Lo hanno deciso con una delibera il sindaco Roberto Lagalle e l'assessore al benessere animale Fabrizio Ferrandelli, in seguito alla comunicazione fatta dalla Protezione Civile siciliana, che annunciava il livello 3 per le ondate di calore con allerta rossa. E rimaniamo in qualche modo legati al caldo e all'estate, perché Goletta Verde, l'imbarcazione di Legambiente, rende noti i dati degli ultimi rilevamenti e non c'è da stare tranquilli, perché su 25 campioni 11 hanno evidenziato problemi legati all'inquinamento, di cui ben 9 fortemente inquinati. Davide Sardo. Il mare siciliano continua a lanciare segnali preoccupanti. A rilevarlo è Goletta Verde, l'imbarcazione di Legambiente impegnata nel monitoraggio della qualità delle acque lungo le coste italiane. Nel corso della tappa di Agrigento sono stati presentati i dati relativi ai prelevi effettuati tra la fine di giugno e i primi di luglio. In tutto sono stati campionati 25 punti, 16 in mare aperto e 9 in prossimità di scarichi, foci di fiumi o torrenti. Il risultato?
Il 44% dei campioni è risultato oltre i limiti di legge. Solo 14 sono risultati nella norma, mentre 11 hanno evidenziato problemi legati alla scarsa depurazione. 2 classificati come inquinati e ben 9 come fortemente inquinati. Nella costa trapanese abbiamo sui 4 punti prelevati 3 addirittura risultano inquinati e 2 fortemente inquinati. Quindi insomma c'è la necessità su quell'area di intervenire in maniera molto più efficace. Ma il dato che noi vogliamo anche rilevare è che c'è la necessità di dare maggiori informazioni ai cittadini sullo stato di balneazione. Nelle foci, nell'80% delle foci che abbiamo attenzionato non c'erano cartelli di divieto di balneazione. Un bilancio che conferma quanto sia urgente investire in sistemi di depurazione efficaci e nella tutela dell'ambiente marino, risorsa preziosa per la salute, l'ecosistema e l'economia dell'isola. La Goletta Verde riprende il suo viaggio, ma il messaggio resta: il mare siciliano va protetto, oggi più che mai. E anche il turismo va protetto, ma a Palermo ci sono ancora aggressioni ai turisti. Questa volta la vittima è una coppia di austriaci. Gli operatori turistici dicono: cambiamo i percorsi e li proteggiamo con discrezione. Marco Gullà. Una scia di violenza senza fine a Palermo e assalto ai turisti. L'ultimo episodio la scorsa notte. 2 austriaci, un giovane di 27 anni e ragazza di 29, sono stati aggrediti in via del Vespro, a 2 passi dall'ospedale policlinico. I 2 hanno raccontato agli agenti di polizia di essere stati avvicinati da 3 palermitani che gli hanno proposto l'acquisto di droga. Subito dopo i 3 si sarebbero scagliati contro il giovane picchiandolo. I 2 sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e accompagnati in ospedale. Qualche ora prima era toccato ad una coppia di statunitensi dove un giovane di 28 anni era stato colpito in volto con una mazza. E Federalberghi Palermo torna ad alzare la voce. La maggior parte dei turisti in città è ignara del problema sicurezza. Meno del 20% dei turisti è consapevole delle attuali criticità legate alla sicurezza urbana, e questo dato è fornito per lo più da turisti italiani che si informano sui media e sulla stampa. Ancora una volta un richiamo alle istituzioni: dovete fare di più. Intanto si prova a tamponare l'emergenza in qualsiasi modo. Come operatori dell'accoglienza stiamo facendo uno sforzo immenso per tutelare l'immagine della nostra città, l'immagine turistica della nostra città. Non parliamo esplicitamente di insicurezza, non alimentiamo timori ai nostri ospiti, piuttosto modifichiamo i percorsi suggeriti classici, evitando di portarli in alcune aree e in fasce orarie nelle zone critiche, come i mercati storici e le aree soggette a movida sfrenata. E lo facciamo con discrezione, parlando di comfort e di vivibilità. E adesso la storia di Roberto, un senza tetto ben voluto dai residenti di Largo Podgora nel centro di Catania. Lui ricambia decidendo di curare il verde della piazzetta. Tonino De Mana. A mani nude a rimuovere le erbacce, da solo, anzi no, con l'inseparabile Zanna, che nel frattempo si divora un osso. Lui è Roberto, originario di Acireale, 58 anni, 19, stabilmente vissuti a Largo Podgora, in pieno centro a Catania. Oggi ha iniziato di buon mattino. L'obiettivo, rendere accogliente questa piazzetta ed evitare che le erbe infestanti abbiano il sopravvento sulle piante. Ogni tanto si ferma, il caldo si fa sentire, poi di nuovo a capo chino, ma senza perdere di vista Zanna. E ora sta mangiando l'osso perché la mattina ha sentito questo camion con l'osso e lei si mangia l'osso. Lei si mangia l'osso e io mi faccio la pezzetta bella pulita. Ma tu immagina che questo filmato lo dovesse vedere il sindaco di Catania? Ma non ci credo. Poi se il sindaco vede questo filmato, il mio desiderio è avere un posto di lavoro in campagna, anche se vivo in strada, non mi interessa, importante che ho un posto di lavoro. Dorme in tenda Roberto, rifiuta il dormitorio ed il perché è subito spiegato. Io vado a dormire per un letto e poi lascio a dormire il mio cane nella strada? No, noi siamo 2 calamite, camminiamo insieme, mangiamo insieme e lei mi fa ridere e mi fa stare bene. È il beniamino di Largo Podgora, chi porta vestiti, chi porta da mangiare per lui e per Zanna. Adesso abbandonato, ben venga se questo signore si occupa a togliere tutta questa porcheria che c'è. Per me mi fa benissimo. Intorno alle 10:30 ecco arrivare un furgone di Catania Multiservizi e qui per raccogliere l'erba asfalciata e lasciata ordinatamente sull'aiuola. Ora il lavoro di Roberto può dirsi compiuto insieme alla sua buona azione.
Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di Vita Mia, il primo libro di Alberto Matano, e poi faremo anche un salto a Marettimo per il Film Fest. A Modica per la rassegna Scenari c'è il giornalista e conduttore televisivo Alberto Matano che ha presentato il suo primo libro dal titolo Vita Mia. Veronica Barbarino. Un omaggio alla Sicilia e alla città di Roma, dagli anni 90 ad oggi, e l'amore senza etichette. Con la voglia di raccontarsi davanti a una gremita scalinata della chiesa di San Pietro a Modica, il giornalista e anchorman Alberto Matano ha presentato il suo primo libro Vita Mia, un romanzo apparentemente autobiografico in cui il protagonista Rocco arriva a Roma per studiare giurisprudenza, lasciando alle spalle Siracusa, una fidanzata e un'azienda di famiglia. Nella capitale vive l'amore con Giulia, almeno fino all'arrivo di Davide. Quando uno scrive un libro il motore è sempre se stesso, poi le storie vanno per la loro strada e qui c'è un po' di me e poi c'è tanta narrativa. Amori etero ed omosessuali, l'accettazione delle proprie emozioni. Matano racconta una storia che sfugge alle etichette e sprona al sentirsi liberi di amare. L'amore è il motore della vita, l'amore non ha steccati, non ha confini, non ha categorie, non ha definizioni. L'amore si può interrompere, si può perdere e poi si può ritrovare. Sfondo di questi amori raccontati con stile fresco e coinvolgente, anche la Sicilia, terra considerata seconda casa dal calabrese conduttore. La Sicilia è nel mio cuore, la considero oramai una nuova casa. Le famiglie sono quelle dalle quali nasciamo e poi ci sono le famiglie che scegliamo. Io ho scelto questa famiglia della Sicilia, ho scelto questo posto, questa terra incredibile tra Ragusa, Modica e Noto, dove la gente è accogliente, concreta, lavora la terra, e sono innamorato di questi sentieri, di questi odori, dei campi di Carrube. È lì che si svolge anche parte cruciale del mio romanzo. Il calore del pubblico ha suggellato il valore di una narrazione capace di parlare a tutti e che invita ad amare senza timore. Adesso ci spostiamo a Marettimo, nelle isole delle Egadi, dove tra spettacoli, talk show e la musica di Ron si chiude la rassegna Italian Film Fest. Giusy Lazzara. Proiezioni, spettacoli e talk show per l'evento estivo di Marettimo Italian Film Fest, che ha chiuso in bellezza con la musica di Ron. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Tu pensa al mondo fra 100 anni. Ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri. Saranno belli più di ieri. 6 giorni intensi sull'isola che esce dal silenzio dei mesi invernali e si anima di turisti e volti noti dello spettacolo. I festival più piccoli hanno un sapore più intimo, quasi familiare, le persone vengono a vederli stando già sul posto, magari non vengono apposta, e c'è un po' l'atmosfera dell'arena di una volta, è molto bello. Marettimo vive anche l'ebbrezza di diventare un set cinematografico con riprese subacquee dello straordinario fondale. Presentato in anteprima il film Afrodite. Parte da un argomento che è legato alla mafia e da un fatto realmente accaduto per andare a raccontare una storia intima di libertà fra due donne. E quindi l'hanno definito un thriller romance. Nella serata conclusiva Pierluigi Diaco ha consegnato i premi Stella Maris, Claudia Gerini, Vanessa Gravina, Massimiliano Gallo, Matteo Martari e Antonio Catania, e si programma e si pensa già all'anno prossimo per accendere l'attenzione sull'isola, patrimonio naturalistico d'eccezione siciliano. Come se fosse una stazione. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di calcio. Parliamo di calcio, sono ripresi gli allenamenti nel ritiro del Catania, in corso le valutazioni da parte dello staff tecnico sui giocatori presenti a Norcia. Intanto a Trapani il presidente Antonini potrebbe segnare altri 2 colpi sul mercato. Francesco Triolo.
È una giornata di lavoro duro, quello di oggi per il Catania nel ritiro di Norcia. La squadra ha ripreso gli allenamenti con una doppia seduta, la prima della seconda settimana di lavoro. Si pensa al campo, ai stand-by c'è tutto il resto, a cominciare dal mercato, anche perché questi per il direttore sportivo Ivano Pastore e il tecnico Mimmo Toscano sono anche giorni di valutazione. Si guarda cosa c'è in casa, prima di tutto, e poi magari si decide dove intervenire. Esclusi quelli a cui è già stato comunicato che non fanno parte del progetto di Toscano, c'è qualcuno del gruppo che potrebbe ritagliarsi uno spazio importante. È il caso di Cicerelli, lo scorso anno alla Ternana, che poi non ha effettuato il riscatto e quindi è tornata alla base una pedina che si sta rivelando potrebbe essere più utile che mai nella prossima stagione. Pastore e Toscano lo stanno osservando molto da vicino e lui sembra convincere l'area tecnica del Catania. Questa dovrebbe essere anche la settimana della prima uscita dei rossazzurri, ma non è detto che sia mercoledì contro i dilettanti del Trodica. Il programma infatti potrebbe subire qualche variazione. Anche il Trapani fatica, lo fa nel ritiro di Troina, dove i Granata stanno preparando la prossima stagione, in cui partiranno con una penalizzazione di 8 punti. La rosa è stata praticamente rivoluzionata, con 15 arrivi, gli ultimi Canotto, un ritorno, e l'attaccante ormai ex Torres Fischnaller. I due sono in ritiro da sabato, ma il presidente Antonini potrebbe ancora regalare almeno un paio di colpi sul mercato. Antonello Laneri è il nuovo direttore sportivo del Siracusa Calcio. L'ufficializzazione è arrivata nella conferenza stampa. Adesso si punta alla campagna acquisti. Francesco Aloi. Possiamo dire Abemus direttore sportivo, l'ufficialità è arrivata. Oggi abbiamo avuto la fumata verde, perché la fumata bianca a Roma per il Papa, blu quando abbiamo vinto il campionato, azzurra, e oggi verde perché il colore poi insomma di Siracusa e Santa Lucia. Era nell'aria già da giorni, ora è ufficiale. Antonello Laneri è il nuovo direttore sportivo del Siracusa Calcio. Per lui è un ritorno in azzurro. È circa un mese che lavoriamo insieme quotidianamente, quindi credo che abbiamo fatto la scelta migliore per poter portare avanti il nostro progetto di calcio a Siracusa. Un progetto pluriennale che in 5 anni potrebbe portare il Siracusa alla promozione in Serie B. Intanto da neopromosso piedi per terra, ma tanta voglia di fare bene. L'obiettivo minimo è mantenere la categoria per poter portare avanti il nostro progetto, perché fare sali e scendi non è nelle nostre corde, nel nostro modello sportivo. In settimana inizierà il ritiro a Canicattini Bagni. In questi giorni mister Turati ha preferito far provare ai giocatori il nuovo terreno del De Simone. Intanto continua la campagna acquisti e già dalle prossime ore saranno ufficializzati nuovi nomi. Abbiamo prima preferito procedere con i rinnovi, inserire qualche giovane e in settimana iniziamo a fare poi mercato, però ricordo che il mix sarà sempre tra giovani, rinnovi e giocatori di categoria. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.